Veneto Banca, dopo le lacrime degli azionisti, ora tocca a dipendenti e struttura. È stato chiaro il nuovo presidente Beniamino Anselmi, diretta emanazione del Fondo Atlante. Tutti parlano della parte avere, però c'è una parte dare che è altrettanto importante, perché quando guadagni poco con questi tassi bisogna avere l'ingegno e quindi bisogna modificare il modello di banca, cioè vuol dire in alcuni casi bisogna trovare un riequilibrio nelle attività e bisogna modificare il modello organizzativo. Che cosa significa? Abbiamo una banca virtuale, una banca telematica, ci sono una serie di fattori su cui dobbiamo trovare anche delle partnership, perché lì si possono fare veramente economie di scala. Parole come macigni ieri nel primo incontro con la stampa del nuovo CDA Extra Veneti. Il segnale è chiaro, via il materialmente possibile, come Villa Loredan, l'aereo di Consoli, ma anche altre sedi di proprietà di Veneto Banca, come, qualcuno ipotizza, il palazzo storico di Piazza d'Allarmi a Montebelluna. Ma questo non basta nell'operazione dimagrimento progettata da Atlante. Tra le righe, inevitabile il drastico ridimensionamento delle filiali, promuovendo la più economica banca virtuale con una buona pace dei correntisti meno tecnologici. Non si possono solamente toccare la carne umana, ma bisogna toccare anche gli aspetti tecnologici e innovativi. Questo è il punto fondamentale. E da soli, siccome ci sono dei forti investimenti da fare, bisogna trovare lì veramente delle economie di scala e di scopo. Se io devo fare una banca telematica, bisogna che magari con Vicenza e con qualcun altro sull'information technology fatti degli investimenti condivisi. Un accenno non casuale ad un possibile matrimonio con l'altra grande malata veneta, la Vicentina, per un progetto di fusione più volte rilanciato e poi smentito. Quello che il nuovo presidente ha ribadito è la volontà di non smantellare la banca di Montebelluna. Non bisogna pensare nemmeno, perché lo spezzatino, quale spezzatino? Io non riuscirei nemmeno ad iniziare a tagliare questo pezzo di carne, come si dice con uno spezzatino, che possa essere fatto in una maniera significativa e opportuna, sarebbe una follia. Ma al di là delle dichiarazioni, sarà il mercato a stabilire se Veneto Banca continuerà la sua storia o diventerà parte di Banca Intesa, già garante in passato. E se così fosse, agli azionisti rimarrà la consolazione della conversione delle quote nella speranza che portino maggiore fortuna ai figli, ma molto più concretamente ai nipoti.